Ben ritrovati a Veneto per il Sociale per parlare di associazioni terzo settore nel Veneto. Oggi lo facciamo con la nostra ospite Eleonora Reffo, direttrice generale della Fondazione Robert Holman. Benvenuta. Grazie, buongiorno. Eleonora, ti metto subito a tuo agio parlandoti di una cosa bella, l'inaugurazione di un parco. Sì, il Parco Albero del Tesoro, che è stato inaugurato proprio il 20 settembre qui a Padova, in via Siena. Si tratta di un parco particolare, un parco comunale, un parco quindi accessibile, aperto, ecco, a tutti, che vuole essere, che nasce proprio dall'idea di creare un luogo che possa essere accogliente nei confronti di tutti. Tutti, intendo tutti, nel momento in cui appunto prendiamo in considerazione bambini, adulti, anziani, ma anche persone anche con delle specificità, con delle disabilità. Un parco che accoglie deve essere chiaramente un parco che ha delle caratteristiche strutturali anche particolari, e quindi ci sono delle giostre particolari, ci sono dei contrasti di colore particolari, ci sono delle forme particolari che sono state così studiate per essere realizzate e messe in campo proprio per accogliere. La curiosità che mi viene è il nome, da dove nasce. Allora, il nome nasce, Albero del Tesoro, da un libro che è stato fatto apposta per coinvolgere in questo processo di copartecipazione alla realizzazione del parco, alla progettazione del parco. Abbiamo coinvolto 1300 bambini, 80 insegnanti di scuole dell'infanzia e primarie del comune di Padova, comune e provincia. E proprio per coinvolgerli abbiamo voluto raccontare una storia di 5 animaletti, ognuno con le proprie specificità, che davanti ad un labirinto in un parco particolare devono scoprire il tesoro che giace appunto all'interno, nel centro del labirinto. Il lavoro di squadra, l'insieme, il mettere a disposizione le proprie competenze, le proprie specificità, ognuno le proprie, con i propri punti di forza e di debolezza, permette loro di raggiungere il centro. All'interno del labirinto trovano uno specchio, perché di fatto il messaggio è che ognuno, no, sono loro il tesoro, ognuno di noi è un tesoro per se stesso e per gli altri. E quindi albero del tesoro, proprio perché in mezzo a questo labirinto c'è un albero che all'interno del quale appunto c'è questo tesoro Per che rappresenta se scoprire. stessi. Esatto. Infatti c'è proprio un piccolo labirinto all'interno del parco da poter visitare, e non è a caso che la Fondazione Robert Holman sia la promotrice della creazione di questo parco. Nasce proprio dalla vostra lunga esperienza. Sì, il parco nasce dal desiderio congiunto del Comune di Padova e della Fondazione e del privato anche, e di enti che si occupano di sociale disabilità. Un po' nasce ed è promosso, abbiamo voluto e ci siamo impegnati, ecco, nella costruzione di questo parco, perché di fatto da 46 anni incontriamo le famiglie di bambini con difficoltà visive, che incontrano delle difficoltà nell'accedere a luoghi pubblici, a parchi, e quindi il fatto di raccogliere i detti e i non detti rispetto a questa appunto difficoltà nel sentirsi accolti, nel poter vivere un pomeriggio di condivisione, anche se il proprio bambino ha una disabilità visiva. Ecco, questo ci ha spinto proprio nel portare avanti con impegno lungo durante questi 8 anni questo progetto che vuole donare alla città di Padova un luogo appunto pubblico e accessibile.
ed è uno spazio che tuttora è vissuto anche dalle scuole, sono state tra i promotori delle idee, quindi i bambini si sono scatenati con la loro creatività e ora stanno venendo a scoprire questo loro parco. Sì, all'interno, durante l'inaugurazione abbiamo visto veramente moltissimi bambini, moltissime famiglie, ma anche delle scuole, sapendo appunto finalmente dell'apertura del parco, scuole che hanno aderito ai laboratori appunto fatti anni fa proprio per coinvolgere i bambini nella progettazione del parco, ci hanno chiesto: ma possiamo venire? Certo, il parco è aperto dal martedì alla domenica, e quindi ci sono delle scuole che proprio portano i propri bambini della primaria e dell'infanzia per far vivere loro l'esperienza, un'esperienza di gioco, e per poter fare dei laboratori anche all'interno del parco, quindi diventa un'occasione veramente di fare scuola in un luogo e passare determinati contenuti, no, importanti all'interno di un luogo che li fa vivere. Colorato, accogliente e adatto ad ogni E bambino, che a ogni persona. racconta l'accoglienza e l'inclusione. Esattamente. Un bellissimo parco che vi invito a visitare in via Siena, zona Basso Isonzo, grazie alla nostra ospite Eleonora Reffo, direttrice generale della Fondazione Robert Holman, di essere stata con noi. Grazie a voi, buongiorno.